È veramente un piacere essere qui a questa mostra, che è stata inaugurata il 18 di dicembre dell'anno passato. Ripeto che è veramente un piacere perché con i tempi che corrono purtroppo non è possibile fare promozione di queste attività. Però grazie a Fondazione Banca Agricola Mantovana e il Museo Diocesano che ci hanno gentilmente concesso di esporre le loro opere, siamo riusciti a organizzare questa mostra che tra l'altro si chiude il cerchio un po' di quello che doveva essere il progetto Lanfranco 100 iniziato nel 2019 con le commemorazioni del centenario dalla nascita del maestro. La mostra si trova nelle sale affrescate del Palazzo Vescovile al primo piano ed è possibile visitarla fino al 1° maggio del 2022 e siamo qui soprattutto per ricordare quello che era la figura del maestro Lanfranco, tanto come pittore tanto quanto come persona, perché chiunque abita qui in Gentole, abbia avuto modo di conoscerlo e frequentarlo, sa che era veramente una persona molto non indifferente nella nostra comunità. La mostra si chiama Lanfranco 1937-2003, le opere partono appunto dal 1937 fino a quelle del 2003, che le prime dei primi anni di vita del maestro si trovano nella prima sala, mentre quelle della fascia intermedia nella vita del maestro si trovano nella seconda sala e le ultime, insieme al bookshop, nella terza sala dove sarà possibile anche visionare video inerenti al maestro. Nel progetto Lanfranco 100 siamo riusciti a continuare con l'intenzione di creare un centro studi dedicato al maestro e siamo riusciti a recuperare, infatti per questo ringrazio molto Caterina, la vedova Lanfranco, che ci ha fornito un sacco di materiale, un sacco di foto, libri soprattutto, e quindi un sacco di vita del maestro, e stiamo catalogando tutto per poter poi rendere fruibile a chi volesse tutto questo materiale nel nostro centro studi, che è sempre al primo piano del Palazzo Vescovile di qui in Gentole. Le persone da ringraziare sarebbero tante, in tanti hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra, a partire da Maurizio Pasotto che ha costruito i piedistalli per le sculture, Enrico Bernardi, Blue Flora, che ci ha fornito tutte le piante per la fantastica decorazione floreale che è all'ingresso della mostra. Insomma, le persone sarebbero tante, comunque vi aspettiamo a visitare la nostra mostra, che ripeto è aperta il sabato al pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, domenica e festivi dalle 10:30 fino a mezzogiorno e dalle 15:30 fino alle 18:30.